Immaginano la settima arte sempre in primo piano nella loro programmazione, per cui ho voluto aprire con Juan Carlos Reque Cala, che non so se abbiamo in collegamento, possiamo tirarlo subito dentro alla nostra diretta e testare il collegamento e magari anticipare. Eccoci, buongiorno. Buongiorno. Apriamo l'audio. Poi, buongiorno, mi sentite? Eccoci qui. Sì, Juan, il saluto è hola. Di prima Hola, buenos mattina. días. Ah, Si sente bene? Si sente bene, ciao, grazie di Meno male. di aver accettato il nostro invito, mi fa molto piacere. Devo dirti, ne parlavo con Rosa, l'ufficio stampa della manifestazione, è da tempo che volevo intervistarti, Juan. Il nostro è un format che va in onda tutti i martedì, che ha un target di pubblico anche abbastanza selezionato. Ci sono tanti giovani filmmaker che tutti i martedì si puntano. Ovviamente la diretta è sempre anche faticosa rispetto agli impegni, ma poi la puntata rimane in streaming e devo dire che abbiamo grandi ascolti poi la sera quando andiamo a vedere le tante visualizzazioni. Monia. io direi di dare un po' spazio alla musica e ecco, con Into the Groove di Madonna e spiegare perché c'è questo collegamento e parlare soprattutto della manifestazione che prevede 7 titoli tra lungometraggi e cortometraggi e si svolge proprio tra giugno e luglio. Allora, Juan, ieri sera è il primo appuntamento, quindi l'apertura all'Istituto Francese in una terrazza che è diventata iconica per chi ama il Sì, cinema. Eccoci. sì. È il bello della diretta. Com'è andata intanto il primo film d'apertura? Benissimo, come dicevi, è un posto piacevolissimo dove si sta molto bene. Sono stato in tante arene nella mia vita, ma mai in un'arena in un terrazzo così alto, quindi il fresco era ancora più È un'arena sospesa. importante. Sì. Noi in questo ciclo abbiamo 4 puntate, 4 lungometraggi e 3 cortometraggi. Ieri in apertura abbiamo avuto soltanto Los Pequeños Amores, i piccoli amori, che è il lungometraggio forse più importante, più gettonato anche a livello della regia di Celia Rico, una delle registe che stanno spingendo di più ora in Spagna della sua generazione, e è stato molto ben accolto, devo dire, tra il pubblico. È stato un film delizioso. E poi continueremo questo mercoledì e la settimana di luglio del 7 e il 9. Senti, avete dedicato questa rassegna a dei temi legati agli ambienti rurali, alla pesca, quindi lo sguardo anche di molte registe spagnole è orientato verso questa tematica. Mi piacerebbe che la Sì. raccontassi meglio. Sì. Sì, diciamo che è una delle tematiche, non soltanto del cinema o dell'arte, ma anche una delle tematiche sociali e civili in Spagna che ci hanno accompagnato negli ultimi anni, anche a livello politico. C'è stato un libro molto importante che si chiama La Spagna vuota, la Spagna vacía di Sergio del Molino, pubblicato precisamente per Selerio, presso Selerio. È Sì. stato un po' l'inizio di tante altre cose, quindi interessi sul mondo rurale che fanno parte di un paese in collegamento con i centri, le periferie, eccetera, e sono arrivate anche all'arte. E quindi dalla nostra sede centrale di Madrid hanno creato questo ciclo che non è altro che fare una colettanea dei film che già esistono, i diversi interessi. Voglio sottolineare che c'è soltanto un regista maschio, uomo, il resto sono tutte donne e sono film in spagnolo, in galiziano, in catalano, in asturiano, e quello che tratta, diciamo, i Paesi Baschi è in spagnolo, ma parla anche di quella geografia. E le donne si cerca di fare una visione lontana dagli stereotipi, perché è un mondo rurale ma del XXI secolo, un mondo rurale collegato con le stesse problematiche, come abbiamo potuto vedere ieri,
queste donne, madre e figlia, che abitano in campagna ma che stanno sempre collegandosi con la realtà attraverso internet, e ci sono altre tematiche come per esempio l'identità, la cura, la migrazione, Facciamo sono così, le tematiche di sempre, ma sì, Aspetta, Juan. parliamone adesso anche in FM, 9 secondi. Get into the groove, Madonna. E continuiamo a parlare con il nostro ospite, il direttore del Cervantes Palermo, Juan Carlos Reque Cala, dell'istituto appunto Cervantes, che presenta la rassegna cinematografica e spazio femminino. La cosa importante è che quello che si è detto appunto su Facebook è che penso che sia un caso che ci sia la programmazione di molte registe donne, e questo fa capire che, dico, intanto la selezione ovviamente è avvenuta in che modo, che cos'è che si cercava attraverso questi film, visto che il tema centrale è quello proprio rurale, proprio della valorizzazione del territorio, e anche affrontando temi abbastanza importanti sociali. praticamente ci sono due grandi tematiche che interessa studiare e approfondire la Spagna come paese. Da una parte il femminile, la situazione della donna oggi, anche in uno sguardo attraverso il Novecento, i secoli precedenti. E un'altra seconda questione è la ruralità. Cosa fare con le nostre campagne e come abitare lì. Che ha da fare il governo, i comuni, eccetera, con queste realtà. Quindi diciamo che dal punto di vista artistico sono emersi questi film, queste preoccupazioni sono preoccupazioni dei nostri registi, delle nostre registe, e quindi per noi è stato molto semplice, perché abbiamo fatto una raccolta dei film più interessanti che hanno trattato queste tematiche, che sono tematiche molto lavorate, che si fanno, i registi le trattano molto spesso. L'unica cosa che abbiamo un po' voluto fare per avere una cornice più completa è scegliere dei film e anche dei cortometraggi in diverse lingue, non soltanto in spagnolo, Certo. in galiziano, catalano, in la lingua dell'Asturie, il Bable, quindi per fare anche una schermata più completa di cosa succede nelle diverse zone rurali del paese. Già lunedì è andato in Già ieri, programmazione, ieri appunto un film, ma ne parliamo tra poco. Diamo la pubblicità, 9:30, e ci vediamo tra pochissimo. Direttore, stia con noi per favore. Grazie. Grazie. I consigli di Radio In. L'infertilità è spesso un problema che non si può risolvere con una semplice formula. Per questo occorre avere le persone giuste al tuo fianco. Scegli la competenza, la serietà, la storia. Scegli Andros. Prenota la tua prima consultazione contattandoci al numero 091 678 55 35. Clinica Andros è a Palermo in via Ausonia 4345. Per maggiori informazioni vai su clinicaandros.it. Ad Andros la procreazione medicalmente assistita è anche in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale. Vuoi realizzare il sogno di una laurea senza dover affrontare chilometri ogni giorno? Con Formazione Universitaria Digitale, il futuro è a portata di click. Corsi di laurea e master online, accessibili e personalizzati, con la qualità e l'affidabilità degli atenei Pegaso, Mercatorum e San Raffaele Roma, grazie alla partnership con il gruppo Multiversity. E per il nuovo anno accademico 2024-25, fino al 50% di sconto sulla retta, agevolazioni per mamme in dolce attesa e sconti per le forze dell'ordine. Non aspettare, visita la sede a Cinisi in corso Umberto I 68, oppure scopri di più su formazioneuniversitariadigitale.it. Formazione Universitaria Digitale. Innovazione, accessibilità e prestigio per tutti. Radio In. La voce della tua città. Direttore ovviamente Open Day Cinema a in serbo, e questo Ivan Cinardo in questo davvero è straordinario, ovviamente trailer, parti che certamente di film o di storie che devono essere viste, quindi Open Day Cinema è anche visibile in tutto il mondo su Facebook, già ci salutano tante persone, ringraziamo Maurizio Tuminia, la Spagna è meravigliosa, io mi trasferirei lì, già iniziano i commenti, e quindi diamo spazio
spazio al trailer, Ivan. Sì. ¿Estás bien? Vedo attraverso i film Promette Juan, bene. i 4 elementi e quindi è bellissima questo patchwork di immagini legate alla terra, all'acqua. Devo dire c'è una selezione molto attenta e complimenti, Juan. Grazie, infatti volevo dire che nei film di domani ci sono due realtà molto diverse. La prima, che è in Bable, in asturiano, si parla delle montagne delle Asturie, del nord della Spagna, una zona più secca e più interna, e si Più parla un po' dei arida. canti tradizionali. Invece il cortometraggio che si vedrà anche domani parla della Galizia, della parte marittima, dei pescatori, del duro lavoro che devono svolgere, quindi c'è un mix molto ben abbinato. E volevo anche ricordare che questo ciclo si fa in collaborazione con River Lab e anche con la Mostra Internazionale dei Film Femminili di Barcellona, che ci hanno anche aiutato a fare questa selezione di film. È un festival che c'è a Barcellona specializzato nel cinema femminile. Quello che mi attrae, che non perché abbiamo figlie femmine, tu hai anche l'esperienza di avere un ragazzo, ma io ne ho 2 femmine, di cui una appassionata e parla benissimo lo spagnolo, è che ha preso l'attestato a voi, quindi sono molto contenta. Fa piacere. Cervantes lo Un conosco. po' di pubblicità per il Cervantes. Beh, sono davvero... Grazie. ecco, come le ragazze abbiano e le donne abbiano questa capacità di non delegare, ma ne parliamo in FM. Sì, ne parliamo in FM, abbiamo visto un trailer davvero interessante e davvero potente. Già il direttore artistico aveva annunciato che c'è la presenza di molte registe donne. Ecco, l'utilizzo veramente della telecamera delle donne, delle registe, viene, secondo me, a mio avviso, utilizzato con una tale precisione e proprio trasferiscono e trasmettono delle emozioni così potenti. Mi è sembrato di capire che proprio dalle selezioni c'è stato proprio un interesse mirato, quello della salvaguardia del territorio, ovviamente della promozione del territorio. Si ritornerà tutti a vivere in campagna, come se fosse che ritorni il periodo bucolico, cioè bisogna riscoprire la terra spagnola, perché è davvero suggestiva. Sì, secondo me questo potrebbe essere anche una risposta allo stereotipo della donna che ha fatto per esempio il film di Almodovar, no? E la donna per i film di Almodovar a livello internazionale è un tipo di donna molto cosmopolita, molto cittadina. Invece diciamo che questi registi, anche come risposta a questa donna spagnola, mettono in scena, in palco, anche le danno il protagonismo a altri profili, altri personaggi, dove c'è più conversazione, più psicologia. Per esempio il film di ieri era il rapporto tra una donna che è rimasta vedova e la sua figlia che è assegnista all'università, una cinquantina e una trentina di anni, parlandosi tra di loro, del loro passato, del loro presente e delle possibilità del futuro, in campagna, abbandonata, vedendo si va a fare un viaggio o meno
sono altre preoccupazioni, ma sono preoccupazioni molto contemporanee. Non è tanto la donna Almodovar affascinante o Sex a New York, sono altre preoccupazioni, sono preoccupazioni, se mi permetto, attuali, sono cose che le donne di oggi si chiedono anche in conversazione con le loro mamme, con le loro figlie. Mi piace molto, Juan, riprendere una frase che è stata inserita nel press kit di lancio di questa mini rassegna. La voglio amplificare, Juan, perché è nel solco di quello che hai appena detto. Queste registe si avvicinano al mondo rurale attraverso il prisma della socializzazione femminile, generando nuove immagini e racconti che le generazioni precedenti avevano trascurato. Questo è veramente il valore aggiunto di uno sguardo nuovo da parte di cineaste spagnole verso appunto quello stereotipo femminile che Almodovar ci ha abituati a vedere nel suo meraviglioso cinema. Sì, perché anche le generazioni hanno cambiato e anche le persone hanno cambiato. Diciamo, tra virgolette, certo. La vecchia di 20-30 anni fa era un analfabeta, era una persona che aveva sofferto la guerra, che probabilmente non abbia avuto la possibilità di formarsi, di andare a scuola, eccetera. Invece la vecchia di ora, quella che abbiamo visto ieri nel film, è una signora di 50-60 anni che è andata all'università, che ha studiato, ma che comunque ci tiene a vivere in campagna, comunque ci tiene a vivere in paese, perché l'ha scelto non perché la guerra civile o la società l'ha messo a vivere lì accantonata fuori del centro urbano, da Madrid, da Barcellona, eccetera. No? Quindi sono anche scelte nella vita delle persone che si vedono generazione dopo generazione, come cambia la scelta di voler non vivere per forza nel centro e che la vita di una persona sia soltanto il lavoro. Diamo la possibilità di parlare degli appuntamenti prima di salutarlo? Sì, assolutamente, perché voglio rispettare l'impegno lavorativo che hai fra pochissimi minuti, Juan, e quindi a te la parola prima di passare al brano musicale. Ricordaci i prossimi appuntamenti. Sì, guarda, domani, mercoledì 18 giugno, abbiamo sempre alle 21 due film, un lungometraggio e un cortometraggio, Mujeres, che sarà in asturiano, e poi di Diana Tucedo, che è una grande giovane regista spagnolo, un cortometraggio di 25 minuti in galiziano, e tatuato negli occhi abbiamo il sedimento, molto molto poetico. Poi saltiamo direttamente alla settimana del 7 e 9 luglio, sempre di lunedì e mercoledì alle 21 abbiamo un'opera prima di Rocío Mesa, Secaderos, che sarà in spagnolo, e poi abbiamo un cortometraggio in catalano, Le più vecchie, Le Més Grans. Devo sottolineare che tutti i film, tutte le proiezioni sono con sottotitoli in italiano, sono lingua originale con sottotitoli in italiano. Beh. E per ultimo, mercoledì 9, abbiamo l'unico regista maschio di Jaime Puertas, Historia de Pastores, penso che si capisce benissimo il titolo. E per ultimo di Joana Moya, la catalana, Todo lo cubre la sal, un cortometraggio, tutto viene coperto dal sale. Quindi mi sa che avremo una schermata peninsolare molto molto ricca. Ricordiamo che l'ingresso è libero fino a esaurimento dei posti, che ovviamente disponibili, e che si svolgerà questo appuntamento presso la terrazza dell'Istituto Francese di Palermo, dove ospita nella sua sede i cantieri culturali la Divisa. Guarda caso. Grazie davvero, direttore. Grazie a voi. Ho reso un importante servizio per il cinema spagnolo. Hasta pronto. Complimenti sempre, Juan. Grazie. Grazie a voi. Ciao.